Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato 16 agosto per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che abbiamo tanto da raccontarvi, è un fine settimana ferragostano denso di notizie da ogni parte del Veneto. Vi dico già che ci collegheremo per una vicenda molto grave, baby bulli, parleremo di baby bulli da Castelcucco con Lina Paronetto che sta raggiungendo il posto, una famiglia sequestrata da un 37enne a Mira. Andremo proprio a Mira con il sindaco, con la nostra Anna Maria Parisi, e poi appunto la pagina dal Padovano, ricca per l'appunto di notizie, di spunti. Ci collegheremo dal Brenta con Chiara Gaiani, ma prima però la nostra Elena Dal Forno che si trova con Michele Zanette a Zero Branco per una rissa che è scoppiata nella notte. C'è un uomo che è stato accoltellato, ma Elena ci dà tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Elena. Buongiorno Cristian, buongiorno naturalmente a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Antenna 3, dalla parte tecnica Michele Zanette. Mi trovo proprio qui davanti alla sala slot Las Vegas di Zero Branco, siamo in via Mattei, in zona industriale. Proprio qui alle 4:30 all'interno del locale sarebbe scoppiata una lite tra un italiano, un ragazzo 28enne, e due avventori stranieri. Sono stati ovviamente chiamati subito SUEM e carabinieri, perché ci sarebbe stato appunto un accoltellamento che ha ferito il giovane italiano alla spalla, alla coscia e ad un braccio. Ferite che evidentemente non sono state giudicate molto gravi, tanto che il ragazzo è stato dimesso proprio questa mattina dall'ospedale Cafoncello. Però si tratta ancora una volta di un accoltellamento, ne abbiamo sentito parlare in questi giorni con l'accoltellamento di Salgareda, questi giovani che escono con i coltelli in tasca. Abbiamo sentito proprio il sindaco Luca Durighetto che ci ha detto che è veramente una cosa che non si può veramente capire, come persone escano tranquillamente girando con i coltelli, entrano nei locali con i coltelli eccetera. Questo diciamo è un fatto piuttosto grave, anche se per fortuna in questo caso non è successo niente di grave, ma evidentemente avrebbe potuto esserlo. Sempre il sindaco Durighetto ci ha detto che ha parlato con i carabinieri proprio questa mattina e pare che all'origine di queste di questi diverbi poi arrivati alle armi ci siano futili motivi, quindi avrebbero litigato per questioni molto banali e evidentemente forse i giovani avevano, oltre che dei precedenti tutti quanti, nel senso che sembrano persone che siano già state segnalate alle forze dell'ordine per vari episodi chiaramente di non legalità, pare anche che potessero essere un po' alterati dall'alcol, tutti con precedenti penali, però ancora una volta futili motivi sui quali adesso ovviamente si sta indagando. Carabinieri, forze dell'ordine e soprattutto la videosorveglianza che, come vedrete qui, è piuttosto elevata. Il diverbio è accaduto dentro al locale e pare comunque che questi giovani fossero già venuti precedentemente ad alcune discussioni che non erano mai sfociate ovviamente in ferite o in armi da taglio, ma erano state comunque segnalate con qualche botta, con qualche rissa, con qualche colpo. Ecco, poi nei telegiornali della sera, quando le indagini saranno un pochino più avanti, daremo conto anche della situazione. Comunque diciamo che il ragazzo 28enne ferito questa notte qui alla sala slot non è in pericolo di vita, ha solo delle ferite superficiali a spalla, coscia e un braccio, quindi per fortuna questa volta non segnaliamo gravità. È già stato dimesso, ma i carabinieri chiaramente stanno indagando. A te Cristian restituisco la linea. Grazie Elena Dal Forno con Michele Zanette da Zero Branco. Tra l'altro è spuntato un coltello anche sul fatto che andremo a raccontarvi con il collegamento da Castelcucco. In questo caso parliamo proprio di baby bulli, minorenni, 14enni, 15enni, ma fra poco appunto ci collegheremo con Lina Paronetto da Castelcucco. E c'è un altro fatto del quale vi abbiamo dato conto
Giovedì sera in diretta nei nostri telegiornali la morte di quell'11enne annegato nel lago di Molveno. La comunità bengalese di Mestre è sconvolta per la morte di Samad Mia, 11 anni, appunto annegato nel lago di Molveno in Trentino Alto Adige giovedì. La famiglia di questo bambino, di Samad, aveva lasciato Mestre con l'intento di trascorrere una giornata di svago in Trentino sulle sponde del lago di Molveno, uno dei più noti. Nel pomeriggio era uscito con i genitori e altre persone per fare una gita in barca, ma quando l'imbarcazione è rientrata agli ormeggi, i familiari si sono accorti che il ragazzino non era più con loro. L'ipotesi è che Samad possa essere caduto dalla barca senza fare troppo rumore. La macchina delle ricerche è scattata immediatamente, il corpo del piccolo è stato recuperato dopo circa un'ora dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Una tragedia, l'ennesima tragedia in acqua. Vi do anche degli spunti molto brevemente dal Gazzettino.it. Siamo a Bolzano. Papà abbandona le figlie in auto ed entra nell'area di servizio della 22. I lavoratori le vedono e lanciano l'SOS. Le bimbe sono state quindi salvate dalla polizia. E a proposito di soccorsi in acqua, la storia che arriva da Porto Tolle, quindi siamo nel Polesine. Giacomo, eroe di Ferragosto, salva 3 persone in acqua, un uomo sul gommone, poi marito e moglie in balia della corrente. Un'altra tragedia della quale dobbiamo darvi conto, che si è consumata invece in alta quota, in montagna, sul Monte Rosa. Non sono ancora stati fissati i funerali di Alexandra Gheorghe, la 36enne padovana morta con un alpinista pisano mentre stava tentando la scalata proprio del Monte Rosa. C'è il ricordo del presidente del CAI di Padova, di cui Alexandra era socia. Mi ha sconvolto tutti noi. Guardi, veramente una cosa che ha preso il cuore. Non ha parole Gianfranco Munari, presidente del CAI di Padova. Alexandra Gheorghe la ricorda bene. Socia dal 2020, la 36enne lo scorso inverno aveva frequentato un corso di sci alpinismo di livello A2 per esperti e lui le aveva consegnato il diploma. Una promessa gli avevano spiegato i soci del club alpinistico più numeroso del Triveneto. Alexandra aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, una passione che l'ha tradita in Valle d'Aosta, nel massiccio del Monte Rosa. Era salita il 13 agosto con un compagno, il pisano Marco Stagi, con cui stava scalando la cresta del Castore, 4.225 metri. Stava scendendo quando i 2 alpinisti esperti sono stati traditi dal maltempo e hanno perso la via. L'allarme è stato lanciato dal fidanzato di Alexandra, che non l'aveva vista rientrare. I corpi dei 2 sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano grazie al dispositivo satellitare della 36enne. Ingegnere informatico, da qualche tempo viveva a Ponte di Brenta. Una grande passione per i viaggi e per lo sport per Alexandra, donna innamorata della vita che ben sapeva che la montagna è bella e pericolosa. E il rischio zero non esiste in montagna, non esiste nemmeno nell'escursionismo. Aveva fatto brutto tempo, era cambiato il tempo lassù, eccetera, e forse ha sottovalutato questo rischio. Magari lei si sentiva forte in roccia, eccetera, però la cresta del Castore, io la ricordo, è una crestina un po' delicata, eccetera. In Valle d'Aosta proseguono le indagini sulla dinamica del tragico incidente. Non è ancora stata fissata la data dei funerali. Ma anche la montagna veneta è senza pace, un Ferragosto senza riposo. Di fatto nell'altopiano di Asiago facciamo un primo bilancio. Raffica di incidenti e malori, Ferragosto di superlavoro per il soccorso alpino dell'altopiano dei 7 comuni. Verso l'ora di pranzo i soccorritori sono intervenuti in Marcesina, nel territorio comunale di Enego, per un cercatore di funghi che aveva perso l'orientamento in Valle Tre Pali. L'uomo è riuscito a ritrovare la via grazie alle informazioni di 2 boscaioli, ma nel frattempo il personale è stato attivato per un malore a Cima Larici. Un 60enne di Rosolina in passeggiata con il cane era andato in arresto cardiaco, ma fortunatamente c'erano degli escursionisti esperti in rianimazione cardiopolmonare che l'hanno tenuto in vita fino all'arrivo dei sanitari. L'uomo è stato affidato all'elicottero di Verona Emergenza e poi portato al San Bortolo in gravi condizioni. Il suo cane, tenuto in custodia del soccorso alpino, è stato riportato a valle e affidato ai parenti.
Il terzo allarme è scattato per un ciclista caduto dalla sua mountain bike in zona Bocchetta Pau sul Monte Corno, Caltrano. Una squadra è intervenuta in supporto all'ambulanza di Sant'Orso in aiuto di un 58enne di Vicenza che aveva riportato traumi alla spalla e al torace dopo essere andato dritto in un tornante. Infine un altro ciclista si è infortunato cadendo dalla mountain bike ad Asiago. È un 56enne di Pove del Grappa che ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato a San Bassiano. E poi ci sono le strade, sono giorni da bollino rosso sia sulle arterie secondarie sia ovviamente sulle autostrade. Ieri sera un incidente particolarmente grave si è registrato nel Vicentino con Luisa Bertini, siamo ad Arzignano. È di 3 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto poco prima delle 22 della sera di Ferragosto ad Arzignano. Ad essere coinvolti nell'incidente, la cui ricostruzione al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto e 2 moto. La squadra dei vigili del fuoco del locale di staccamento è accorsa a prestare i primi soccorsi e a mettere in sicurezza l'area del sinistro, affidando le persone coinvolte alle cure dei sanitari che sono giunti sul posto con 3 ambulanze. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia locale di Arzignano, che si è occupata dei rilievi. Andiamo subito dalla nostra Anna Maria Parisi che si trova a Mira con Tommaso Migot per una vicenda gravissima, un uomo che avrebbe sequestrato i figli piccoli e la ex. Anna Maria, buongiorno, raccontaci tutto. Sì, buongiorno Christian. Oggi vi parliamo di un nuovo aberrante caso di violenza domestica con un 37enne residente a Mira che ha prima sequestrato la ex compagna con i figli piccoli. Da qui era scattato un provvedimento restrittivo nei suoi confronti. Il fatto si riferisce ad aprile scorso, con divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna e comunque nella dimora e nell'abitazione in cui risiedeva un tempo. Non soddisfatto di questo, non soltanto non ha rispettato il provvedimento a suo carico, ma si è avvicinato nuovamente a casa sia della ex compagna che a casa della ex suocera, cioè la mamma della ex compagna, dove ha preso a calci, sfondando e sfasciando la sua macchina. Da qui la magistratura, dopo l'intervento dei carabinieri, ha deciso per un provvedimento restrittivo in carcere. In parole povere, è stato arrestato. Con noi il sindaco di Mira, Marco Dori, per commentare questo fatto che ha profondamente scosso tutta la comunità. Sindaco Dori. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare l'operato delle forze dell'ordine perché ancora una volta sono state tempestive, hanno sicuramente messo mano a una situazione impegnativa, difficile, e per quanto ci riguarda come comunità che condanniamo sotto tutti i punti di vista. È una vergogna, l'hai detto tu bene, è un fatto aberrante pensare che ancora oggi veramente si verificano situazioni di questo tipo di violenza, è inaccettabile. Quindi grazie alle forze dell'ordine e soprattutto grazie anche a questa donna che aveva già passato delle angherie ed era riuscita però ad attivare quei meccanismi che oggi ci sono di difesa, di protezione. Il codice rosso è stata un'innovazione molto importante per quanto riguarda la legge sulla violenza contro la violenza sulle donne. Noi nel 2018 abbiamo come Comune di Mira attivato uno sportello antiviolenza che poi negli anni è cresciuto, decine i casi ogni anno di donne che vengono da noi a chiedere aiuto. Poi questo sportello è anche diventato punto di riferimento per Riviera e anche parte del miranese. Ecco, io quello che posso dire oggi è: queste cose purtroppo accadono, preveniamole. Chi pensa di poter avere qualche tipo di sentore di una violenza che sta diventando sempre più forte, chiami il 1522, c'è un operatore, un'operatrice, vi daranno intanto una prima assistenza e anche delle informazioni per come tutelarsi, come difendersi.
Quindi queste le misure adottate dal comune di Mira per tutelare le donne del territorio, con il sindaco che ha ricordato anche il numero da contattare in caso di necessità, il 1522. Ricordiamo nuovamente anche lo sportello che è un punto di riferimento di Mira, che è un punto di riferimento per tutta la riviera del Brenta, e che appunto il sindaco sta salvando e ha salvato diverse vittime di violenza domestica. Esatto, prima non c'era, da qualche anno c'è, noi lavoriamo in stretta collaborazione anche con i nostri carabinieri della nostra tenenza, che anche loro hanno un punto d'ascolto lì in caserma, ecco, quindi i posti dove andare ci sono, i numeri da chiamare ci sono. È fondamentale non farsi prendere dalla paura. Quando succede qualcosa che non deve succedere, intanto chiedere informazioni e poi da lì parte tutto un percorso di assistenza, ma non tenersi dentro, non stare con la bocca chiusa, ma anzi dire così non va bene. Esatto, così non va bene ed è l'unico modo per tutelare se stesse, in questo caso, visto che sono per lo più donne le vittime di violenza domestica, ma anche i figli piccoli che poi ne pagano le spese nonostante siano innocenti e hanno bisogno di essere tutelati e orientati verso una strada che sia quella corretta della genitorialità. Grazie, con il contributo tecnico di Tommaso Migot è tutto, e grazie anche al sindaco Dori per la sua disponibilità. La linea torna a San Biagio, Cristian. Grazie Anna Maria Parisi, Tommaso Migot e il sindaco Marco Dori. Noi ritorniamo sulla violentissima lite tra vicini accaduta a Tombolo domenica scorsa. Ci sono degli sviluppi. Una dinamica ancora da chiarire nella violenta lite tra vicini che domenica sera ha sconvolto un tranquillo quartiere residenziale di Tombolo, finita con 3 persone in pronto soccorso a Cittadella e un 53 negli arresti domiciliari. Quest'ultimo si è presentato davanti al giudice per l'udienza preliminare, che ha convalidato l'arresto eseguito dai carabinieri, revocando la misura dei domiciliari. Erano le 20 quando tra il 53enne e un 61enne era scoppiato un litigio finito con una zuffa in piena regola nell'appartamento di quest'ultimo, che per difendersi dal vicino aveva anche preso un coltello, sferrando alcuni fendenti alla cieca. Nella lite era stata coinvolta anche la moglie del 61enne, picchiata dal vicino, che era stato arrestato dai carabinieri intervenuti su richiesta degli altri condomini. Alla fine, per il 61enne, la prognosi è stata di 20 giorni, 10 giorni anche per il 53enne, che avrebbe deciso di sporgere denuncia. Torniamo nel Bassanese, a Campocroce, zona turistica sul Monte Grappa. Una donna in stato di alterazione si è arrampicata sul palo del tendone vicino alla Malga, minacciando di gettarsi nel vuoto sul posto pompieri carabinieri SUEM 118. Mattinata di passione a Campocroce sul Monte Grappa, dove una donna in evidente stato di alterazione si è arrampicata sul palone di sostegno del tendone che sorge nei prati, vicino alla Malga. Salita molto in alto, la donna non è riuscita a scendere e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, e i presenti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, già affollato da escursionisti e visitatori del massiccio, sono arrivati i carabinieri e il SUEM, mentre i pompieri si sono posizionati con un telo ai piedi del palo nel caso in cui l'esagitata avesse perso la presa. Alla fine, dopo lunghe trattative e molto clamore, la donna è scesa a terra e ha abbracciato i suoi soccorritori. Attimi concitati anche a Vicenza, dove ci sono state delle minacce al cliente di un locale. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno trovato addosso a un uomo 3 coltelli. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi in città. Sono intervenuti in un locale in città gli uomini dell'equipaggio della squadra volanti della questura dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo armato di coltello che, secondo quanto riferito, avrebbe minacciato un cliente. Giunti sul posto hanno individuato il sospettato e perquisito. Addosso gli hanno trovato un coltello a serramanico con manico in legno e lama in acciaio ricurva della lunghezza di 19 cm, altri 2 coltellini a serramanico di 13 e 15 cm. Il cliente ha raccontato di essere stato minacciato senza alcun apparente motivo, e alcuni clienti hanno confermato ai poliziotti di averli visti discutere per futili motivi, verosimilmente legati al gioco delle slot machine.
L'uomo, cittadino italiano, è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di minaccia aggravata e di porto d'armi o d'oggetti atti ad offendere. Allora, fra poco ci collegheremo con Castelcucco per questo nuovo inquietante episodio di bullismo con vittima una 14enne. Ci sono delle indagini in corso da parte dei carabinieri, ma ci racconterà tutto la nostra Lina Paronetto, che sta aspettando il sindaco di Castelcucco. Noi ritorniamo sulla tragedia del piccolo Carlo Panizzo, con la Procura della Repubblica di Venezia che ha deciso di disporre l'autopsia sul corpicino del bimbo di 6 anni annegato a Cavallino Treporti. Solo successivamente verrà dato il nulla osta ai funerali, per i quali il comune di Roncade ha già decretato il lutto cittadino. La magistratura farà il suo corso, probabilmente il fascicolo rimarrà aperto a carico di ignoti per permettere che siano conclusi tutti gli accertamenti e le indagini del caso. Sul tavolo del pubblico ministero sono arrivati già i verbali e le testimonianze raccolte subito dopo la tragedia dagli uomini delle forze dell'ordine e dalla Capitaneria di Porto. Sono stati ascoltati come persone informate dei fatti quanti erano lì in quel momento quando la mamma di Carlo ha iniziato ad urlare. In queste ore la ricostruzione anche con le dichiarazioni della donna di quei tragici momenti. Intanto a Roncade il comune è stato sommerso di messaggi e telefonate di cittadini che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia. Il sindaco nelle scorse ore è andato a casa di mamma Dana per portare il sostegno dell'amministrazione comunale. La mamma è forte, la mamma sta reagendo. Ovviamente queste sono ore e momenti difficili, la mamma chiede di poter stare tranquilla. La famiglia attende il nulla osta della magistratura per poter fissare il giorno per l'ultimo saluto al piccolo Carlo. A Roncade sarà proclamato il lutto cittadino. Lutto cittadino nel giorno del funerale è il minimo che potessimo fare per far sentire quella che è la vicinanza della nostra comunità ai genitori, alla famiglia, e mi sono sentito che con il sindaco di Cavallino Treporti quel giorno lì ci sarà anche una rappresentanza dell'amministrazione del comune di Cavallino. Due comunità unite in un unico abbraccio verso la famiglia colpita così duramente. Continua il pellegrinaggio lungo questa barriera di scogli. Qualche bambino ha lasciato un peluche, altri un giocattolino. Sono passati dei giorni, ma l'aria che si respira rimane quella di una tristezza infinita. Carlo era arrivato lì per trascorrere una giornata in allegria, il mare, i giochi, le onde. Quelle onde che se lo sono portato via davanti agli occhi disperati della mamma. Ecco, adesso siamo in grado di collegarci con Castelcucco, con la nostra Lina Paronetto, che si trova a Castelcucco con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Dicevamo, un episodio inquietante, l'ennesimo di bullismo. Buongiorno Lina. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui in piazza Castelcucco con il sindaco Paolo Mares, che ringraziamo per la disponibilità. Fa un gran caldo purtroppo anche qua su, ma cercheremo di essere sintetici. Allora, sindaco, l'ennesimo episodio, perché a Castelcucco purtroppo ne erano già capitati di ragazzini minacciati, eccetera, anche picchiati con un tirapugni vicino alla festa della birra. Ecco, in questo caso cosa è successo? Parliamo di un ragazzo di 14 anni che questa banda di giovanissimi, questo gruppetto di giovanissimi di seconda generazione, di fatto 14-16 anni, sono andati addirittura a prenderlo a casa. Parliamo di un episodio che è accaduto poco lontano da qui, dal municipio. Sì, assolutamente, confermo quanto stavi dicendo. Effettivamente posso dire soltanto quello che di fatto già mi ha rappresentato la mamma. Io ho sentito soltanto una campana, per cui evidentemente non posso assolutamente sbilanciarmi più di tanto. La cosa che preoccupa effettivamente è il ripetersi di queste situazioni che purtroppo anche in una realtà piccola come la nostra purtroppo stanno diventando, oserei dire, quasi la quotidianità, e questo preoccupa assai. Allora, qui parliamo di un ragazzo appunto di 14 anni che questi 4 giovanissimi, uno dei quali aveva abitato a Castelcucco, quindi a quanto pare comunque mantiene delle frequentazioni qui in questa zona, si sono presentati a casa, addirittura dice la mamma saltando la recinzione, hanno preteso che questo ragazzino li seguisse in un parchetto e gli hanno puntato addirittura un coltello alla gola, per cui qua si sta davvero andando oltre. Sì, credo che la cosa stia degenerando, oltretutto tenendo conto anche dell'età
l'età di questi ragazzi. È la cosa che più mi preoccupa, perché sono ragazzi che di fatto frequentano semplicemente le scuole elementari, per cui ragazzi di 14, 15, 16 anni, e per non parlare poi di ragazzi un po' più adulti, e che mi viene da pensare in un prossimo futuro potrebbero essere adescati questi ragazzini, diciamo, da queste figure un po' più grandicelle, che alla fine potrebbero coinvolgerli in atti ancora più pesanti e ancora più gravi. Senta, qua cosa si può fare? C'è una questione riguardante i ragazzi di seconda generazione, c'è una questione anche di vigilanza da parte delle famiglie di questi ragazzi? Assolutamente sì, credo che il problema scaturisca dalle famiglie. Purtroppo c'è una mentalità diversa da parte di questi ragazzi che arrivano qui da noi, forse sono anche nati qui da noi, però le loro famiglie hanno una mentalità completamente diversa dalla nostra. Per noi è inimmaginabile che un ragazzo arrivi, esca, vada a far festa con un coltellino in tasca. Non è nella nostra mentalità, non è nel nostro DNA. Per cui evidentemente c'è da fare un grosso lavoro, ovviamente con i ragazzi, ma anche e soprattutto, oserei dire, con le famiglie. E questa è la cosa più difficile, perché molte volte le mamme non conoscono una parola di italiano. Chiediamo di poter partecipare ai corsi di italiano che vengono organizzati dai nostri servizi sociali, però non vi partecipano, non partecipano alla vita, alla nostra quotidianità, alle nostre manifestazioni, ai nostri eventi, e molto spesso succede che poi questi ragazzi, mi viene da pensare, vivano una situazione, sostanzialmente si sentano un po' ghettizzati, e tale per cui monta dentro di loro una sorta di rabbia repressa per dimostrare che anche loro sono qualcuno, e molto spesso lo fanno in maniera negativa, entrando nelle nostre scuole, per dire, così come è già capitato in passato. Entrano, non fanno grossi danni, però semplicemente vogliono dimostrare di essere stati bravi, nel senso di avercela fatta sotto il naso, entrando nelle scuole, scrivendo, firmando i muri o altro, per cui evidentemente non fanno danni tali da essere, però evidentemente creano delle problematiche. Senta, sono problemi che riguardano tutti i centri, grossi come piccoli, come Castelcucco? Sì, è questo che è preoccupante, perché parlo molto spesso anche con i miei colleghi, perché mi sembra di essere di fatto la pecora nera, ma capisco e percepisco da loro che di fatto è una situazione purtroppo che si sta evolvendo sempre peggio, anche nei comuni piccoli come i nostri, dove di fatto in passato questo tipo di questioni assolutamente non esistevano. Grazie allora al sindaco Paolo Mares per questa testimonianza. Cristian, hai sentito bene quello che succede purtroppo anche qui, e che tante volte abbiamo già raccontato, un problema, diceva anche il sindaco, radicato, profondo, che non si risolve con facilità, famiglie che spesso minimizzano purtroppo, no? Le famiglie di questi baby bulli, quello che i figli vanno a fare in giro e magari restano fuori tutta la notte, no, sindaco, perché poi se ne vedono anche di questo tipo. Noi con Nicoletta Rizzetto, allora Cristian, qui da Castelcucco, ti restituiamo la linea. Grazie, è davvero Lina Paronetto con Nicoletta Rizzetto, il sindaco Paolo Mares. Insomma, vedete con quale facilità spuntano questi coltelli. Vi abbiamo riferito in apertura di questa prima edizione della rissa violenta che si è registrata nella notte a Zero Branco davanti alla sala slot, un 28enne accoltellato, fortunatamente fuori pericolo di vita. Soltanto poche sere fa vi davamo conto, mercoledì sera se non erro, di un'aggressione con coltello al parco pubblico di Salgareda, e lì c'erano due minorenni coinvolti, una 17enne che ha accoltellato l'ex fidanzatino. Insomma, un vero e proprio stillicidio. Io vi devo dare una notizia proprio di questi minuti dal Vicentino, ve la leggo e poi chiaramente vi daremo tutti i dettagli. Un uomo è morto stamani dopo essere rimasto schiacciato da una piattaforma mobile che si è ribaltata mentre stava compiendo alcuni lavori di giardinaggio a Isola Vicentina. Secondo le prime informazioni la vittima si trovava nel giardino di sua proprietà. Il decesso è stato istantaneo.
istantaneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, quindi un incidente sul lavoro mentre stava, o domestico, questo dovrà essere chiarito nei prossimi minuti, mentre stava appunto compiendo dei lavori di giardinaggio. Il Comune di Villorba ha deciso di assegnare un riconoscimento al medico sociale del Villorba Rugby Pierpaolo Serena e ai giocatori Alvise Bavaresco e Denis Silva per aver evitato gravi conseguenze a una bambina di appena 16 giorni in pericolo di vita sulla spiaggia di Cortellazzo a Jesolo, un'azione che testimonia come lo spirito di squadra, la lucidità e il senso di responsabilità civile possano manifestarsi con forza anche fuori dal campo da gioco, dicono dal Comune. Per questo il sindaco Francesco Soligo conferirà a medico e rugbisti un riconoscimento ufficiale al merito durante il prossimo Consiglio comunale. A nome di tutta la comunità esprimo un sentito grazie a questi veri e propri eroi, le parole del sindaco Soligo. E ora torniamo a parlare dell'auto finita nel Sile a Jesolo domenica scorsa. Nelle scorse ore il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, ha consegnato un encomio ai 3 cittadini che hanno tentato di salvare il piccolo di 5 anni prima dell'arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Senza esitazione si sono buttati nel Sile per tentare di raggiungere il piccolo rimasto intrappolato nel seggiolino dell'auto finita in acqua. Sono Lotfik Akrud, cuoco di origine tunisina residente a Mestre, il turista tedesco Marco Gambel di Norimberga, che si era fermato al volante della sua auto, e Giorgio Pigatto, turista di Verona in ferie a Jesolo. Ci avevano provato ma l'acqua era torbida e la vettura si era inabissata per oltre 3 metri. Il piccolo era stato subito trasportato a Padova, dove le sue condizioni, nonostante i giorni trascorsi, sono ancora molto gravi. E noi adesso siamo in grado di collegarci, ringrazio dalla regia Italo Morao e Marco Gagliazzo, con la nostra Chiara Gaiani che si trova in riva al Brenta, dove ce lo dirà lei con Francesco Ratai, per fare il punto della sicurezza sul Brenta. Sapete, insomma, sono settimane difficili, terribili per molti punti di vista. Chiara, buongiorno, dove ti trovi? Cristian, buongiorno, con Francesco Ratai, buongiorno anche ai telespettatori. Ci troviamo a Campo San Martino, quella alle nostre spalle è la spiaggetta della morte, dove, come potete vedere dalle immagini del collega che ringrazio, in questo momento c'è solo una persona che sta prendendo il sole, che abbiamo visto pochi minuti fa proprio mettere i piedi letteralmente in acqua, ma semplicemente per trovare rinfresco al grande caldo di questi giorni. Questo tratto di spiaggetta, vedete, insomma, è anche abbastanza profondo, è scelto da molte persone che vengono qui, in realtà quest'anno sono molte meno rispetto agli scorsi anni, proprio per trovare un po' di fresco. Tante purtroppo si gettano anche nelle acque del fiume, non conoscendo la pericolosità di questo tratto, dove ci sono molti mulinelli all'altezza della cascatella che vedete, in cui il vortice delle onde è molto veloce ed è davvero difficile riuscire a nuotare. Solo l'anno scorso purtroppo la tragedia è costata la vita a 2 persone, a un giovane dello Sri Lanka di 23 anni, Ramesh Ganegedara, e al giovane che si era lanciato in acqua per cercare di trarlo a riva, Stefan Crisoiu, 30 anni, romeno, ma negli ultimi 20 anni se ne sono piante altre di vittime, tanto che grazie a tutta una serie di incontri fatti in comune a Campo San Martino, presente anche Genio Civile e Regione, il sindaco Dario Tardivo ha emesso un'ordinanza fino al 30 settembre. Chi verrà sorpreso in entrare in acqua per fare il bagno potrà ricevere una multa fino a 500 euro, e sono 4 le multe che sono state elevate, 3 hanno raggiunto cittadini stranieri, 1 un cittadino italiano, ma l'ordinanza ha fatto in modo che nel giorno di Ferragosto, in cui era tradizione fare anche la grigliata lungo le rive del Brenta, le feste private non ci siano state, e quindi diciamo che
non ci sono stati neanche rischi per la vita delle persone. Non è successo così a Fontaniva, parliamo di un tratto del fiume Brenta a monte rispetto al luogo dove ci troviamo insieme a Francesco Ratai, dove un giovane si è fatto male, poteva finire davvero molto peggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco per salvarlo. Allora noi vi lasciamo al servizio che abbiamo preparato in redazione. Grazie a Francesco Ratai per la collaborazione tecnica. Cristian, poi la linea può tornare allo studio. La ricerca di fresco, l'ebbrezza di un bagno nel fiume è andata decisamente bene a un giovane che con amici aveva deciso di trascorrere la giornata di Ferragosto lungo il fiume Brenta nel territorio di Fontaniva. L'allarme è scattato dopo le 15 quando, complici le temperature e l'afa di questi giorni, il giovane è entrato nelle acque del Brenta facendosi male ad una gamba. Immediati si sono mobilitati i soccorsi. Sulle sponde del Brenta sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella che una volta giunti a Fontaniva hanno fatto partire la squadra fluviale del comando di Padova che è scesa in acqua con il gommone per garantire il recupero in sicurezza. Una volta portato a riva, il giovane è stato affidato al personale del SUEM 118 che dopo una prima valutazione sul posto ha provveduto al trasporto del ferito all'ospedale di Cittadella. Così lungo il Brenta, ma come sapete tra i sorvegliati speciali di questo Ferragosto c'è il Piave, che è stato teatro nelle ultime settimane di diverse tragedie. Un anno molto difficile. Per questo in questi giorni i divieti sul Piave hanno un loro peso specifico. Per parlarne mi ha raggiunto non solo di questo in studio il sindaco di Breda di Piave, Cristiano Mosole. Buongiorno sindaco. Buongiorno Cristian e buongiorno a tutti coloro che ci seguono da casa. Senta, come sta andando questo Ferragosto in riva al Piave, dove sappiamo insomma tra tuffi vietati, barbecue illegali e quant'altro, insomma ci sono sempre diversi problemi. Com'è andata? Al momento, per quel che riguarda il mio territorio, la situazione è tranquilla. Sono andato tanto giovedì quanto ieri, anche oggi a vedere. Chiaro, è una zona, parlo in particolare di quella che anche su Google Maps è denominata la spiaggia di Saletto, che è molto popolata e molto frequentata, però la gente la utilizza in tranquillità, non ci sono stati fenomeni, barbecue no di sicuro. Per quello che ho visto io, ho parlato con alcune persone, capiscono quelli che sono i divieti, quindi il divieto di balneazione in particolare. È chiaro che mettere i piedi in acqua è difficile vietarlo, però insomma quello che ho visto io per il momento è una situazione tranquilla, pur con un aumento tra giovedì e soprattutto ieri di frequenza. Ecco. E nelle scorse settimane erano stati convocati anche dei tavoli con i comuni rivieraschi che avevano partorito delle iniziative. Si sono rivelate valide queste iniziative? Devono ancora prendere forma? Qual è il punto? Allora, diciamo che tutte le iniziative sono valide, credo che quella che può avere più successo è effettivamente diciamo l'accordo che il Presidente Marcon ha trovato con le guardie venatorie eccetera a livello di volontariato che possano essere un presidio anche se non fisso su queste zone, perché un problema che rimane, che c'è sempre stato ad esempio, è il problema, perché certamente le tragedie ci spingono verso il ricordo del divieto di balneazione, ma ricordiamo che c'è anche un divieto anche di abbandono rifiuti. Cartelli ce ne sono, ma la gente non li vede, non li nota, non li vuole leggere. Quindi sì, le campagne informative hanno un loro significato, possono avere un loro ruolo, se però poi vengono accompagnate da altro, con dei presidi, con delle presenze. Quindi secondo me qualcosa in più forse adesso l'abbiamo grazie alle presenze di queste persone che girano il territorio e parlano con le persone, e da lì mi auguro che si possa arrivare a qualcosa ancora in più, che è l'idea, il progetto, che ripeto non è una mia invenzione ma qualcosa che muto da altre esperienze, quella di avere dei presidi che siano fissi, in modo che la gente possa veramente viversi il fiume, se vogliamo, perché noi parliamo di Piave ma i fiumi hanno tutti questo problema, viverlo in sicurezza e in tranquillità e in serenità, sapendo che
c'è qualcuno che li guarda. Quindi presidi fissi di forze dell'ordine, di carabinieri, di polizia, presidi misti, agenti di polizia locale, vigilantes privati? Diciamo che si possono trovare delle soluzioni. È chiaro che se ci concentriamo su quelle che sono le forze dell'ordine locale, quindi la polizia municipale, non ce la faremo mai. Io ho 3 agenti, quindi come posso presidiare il territorio con 3 agenti? È impossibile. Però se troviamo delle forme di accordo pubblico-privato, volontari ci sono, ma ci sono sicuramente anche privati che possono essere interessati ad attrezzare un'area a mo' di servizio e rendere anche un altro tipo di servizio, che è quello di garantire la sicurezza. Soluzioni si possono trovare, insomma, lo vediamo se prendiamo in esame i litorali. Ci sono queste situazioni. Quindi non si tratta solo di presidi di pubblica sicurezza, ma proprio di aree servite. Assolutamente. Perché se ci sono delle aree servite, automaticamente sono aree più controllate, più monitorate. Assolutamente sì. Perché, quindi ripeto, una sorta di stabilimenti o comunque di spiagge. Esatto, ecco. nei limiti, perché rimane il divieto di balneazione. Su questo io voglio sgomberare il dubbio, perché qualcuno pensa che invece io voglia andare verso l'effetto contrario. No. La Regione, per quello che riguarda i fiumi, ha fatto una scelta e di conseguenza quella scelta impone il divieto di balneazione. Rimane questo. Però se lasciamo libertà è chiaro che gli eventi accadranno sempre. Se invece noi ci spingiamo un po' più avanti, pur nel rispetto delle normative, io lo voglio dire, si possono trovare queste soluzioni, si possono veramente dare dei servizi alle persone. Perché, ripeto, sì, il Piave è pericoloso e sfortunatamente quest'anno ha causato 2 morti, ma abbiamo abbandono di rifiuti e abbiamo anche tutta una serie di altre problematiche in queste zone qua, soprattutto quando magari comincia a calare un po' il sole, ci sono altri giri di altra natura. Quindi. Di altra natura. Sì. Allora, noi adesso parliamo di un Ferragosto rovente, quello che si è vissuto ad Albignasego, dove si è rischiata la tragedia per un incendio causato da un carbone del barbecue, schizzato, pensate, sulla siepe di un'abitazione dove un gruppo di amici festeggiava con una grigliata. Poteva andare addirittura peggio se non fossero intervenuti i vigili del fuoco. Una grigliata decisamente da dimenticare per un gruppo di amici che si sono dati appuntamento per festeggiare il Ferragosto in una casa di Albignasego. Secondo quanto stabilito dalla ricostruzione dei vigili del fuoco e dei carabinieri, a dare origine al vasto incendio sarebbe stato un tizzone del barbecue schizzato all'improvviso sulla siepe della villetta. In pochi secondi si è sviluppato un incendio che ha coinvolto anche un'auto parcheggiata sulla strada. Non riuscendo a fermare le fiamme è partita la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, soccorso dai sanitari del SUEM, il proprietario dell'abitazione. La stima dei danni è in corso di quantificazione. Insomma, è Ferragosto davvero rovente. Parliamo adesso di caporalato, restiamo sempre nella Padovano. I carabinieri hanno controllato 10 aziende agricole in provincia, tra le quali 2 caseifici, 7 le persone denunciate, 3 i lavoratori in nero, elevate multe per quasi 200.000 euro. Hanno trovato 3 lavoratori indiani impiegati in nero, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Padova, che nell'ambito della campagna straordinaria contro il caporalato hanno ispezionato 10 aziende agricole in tutta la provincia. Il bilancio finale è stato di 7 persone denunciate e 11 lavoratori controllati. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 189.800 euro, in particolare in 3 aziende agricole del Cittadellese. I militari hanno scoperto i 3 lavoratori in nero e multato i legali rappresentanti per la mancata formazione dei dipendenti, oltre che per una numerosa serie di omissioni. Nella Bassa Padovana, per omessa formazione, è stato sanzionato il titolare di un'azienda agricola. In 2 caseifici dell'Interland della città, i proprietari sono stati sanzionati per la mancata manutenzione degli estintori e l'omessa formazione dei dipendenti. Dopo Villafranca Padovana, anche a Vigonza i cittadini scendono in strada per le passeggiate per la sicurezza, che sono partiti dalle frazioni dove i ladri hanno colpito più volte durante l'estate. Passeggiate o ronde, il dibattito chiaramente è aperto non solo nel Padovano. Ci sono alcune frazioni dove l'accesso è più facile dai campi, quindi dalle zone non illuminate e non sorvegliate.
e che sono in questi giorni hanno visto dei tentativi principalmente e anche qualche effrazione, e quindi sono proprio le zone da cui siamo partiti. Hanno camminato per 2 ore i cittadini di Vigonza, accompagnati dal sindaco, che hanno voluto dare un segnale di controllo del territorio ai malintenzionati che approfittano delle vacanze o della vulnerabilità dei residenti. Non si chiamano più ronde, ma passeggiate per la sicurezza, quelle partite 2 sere fa, con il grazie del primo cittadino a carabinieri e guardie di finanza che sono stati incrociati durante il cammino. Sindaco in testa, la perlustrazione si è concentrata nelle frazioni prese di mira: Codiverno, Peraga, Perarolo. È una iniziativa che è partita dal basso e che appunto non sono ronde perché non c'è un pattugliamento, c'è l'idea di voler occupare gli spazi che ci sono, quindi occupare il territorio, far vedere che c'è un'attività, che ci sono dei cittadini in questo periodo che è particolarmente delicato perché ci sono tante case chiuse perché le persone sono in ferie, i quartieri sono un po' spopolati, quindi abbiamo visto anche l'altra sera veramente non c'è nessuno per strada. In provincia in alcuni comuni è già operativo il controllo del territorio e come Villafranca Padovana altri paesi, ad esempio Santa Giustina in Colle, ci stanno pensando. A Vigonza è stata solo la prima passeggiata. Nelle prossime settimane i ragazzi, i cittadini che sono usciti ci hanno detto che vorrebbero fare anche qualche altra passeggiata, sempre con la serenità, la tranquillità con cui è stata fatta la scorsa serata. E io ovviamente li accompagnerò perché è giusto anche che il sindaco sia presente e quindi cercheremo di dare una continuità e di essere presenti sul territorio. Sindaco Mosole, lei farebbe questo tipo di passeggiate? Sono passeggiate innocenti o sono ronde? Allora, sentendo il collega, pare che sia proprio una passeggiata e non una ronda. Io sinceramente sono un po' dubbioso, le ronde le escluderei proprio, assolutamente. Questa iniziativa che comprende, anzi probabilmente lanciata dal collega, va in una certa direzione, mi chiedo però se sia giusto che ci si spinga così oltre. È evidente che c'è un problema sicurezza, è evidente che ci sono anche delle normative, perché è accaduto anche la settimana scorsa nel mio territorio un furto, un tentato furto. Ci troviamo in balia di questa situazione, ma ci troviamo non solo noi, anche le forze dell'ordine si trovano in difficoltà perché anche a fronte di indagini poi spesso e volentieri riescono a individuare i responsabili che si ritrovano liberi già il giorno successivo. Quindi se questa passeggiata, come altri progetti, ad esempio a Breda siamo riusciti a far partire l'anno scorso il controllo del vicinato, una progettazione che aiuta sicuramente, però serve molto di più, serve che dall'alto o diano gli strumenti, quindi persone, quindi risorse umane alle forze dell'ordine, e allora ecco che magari riusciremo a presidiare il territorio, oppure che qualche normativa, non dico che non che venga implementata con ulteriori leggi, ma che insomma semplifichiamo quelle che ci sono e chi sbaglia paghi. La gente deve avere questo come ritorno, deve sentirsi tranquilla. Torniamo al discorso di prima, per quanto riguardava i controlli sul Piave. Sono effettivi se c'è personale, altrimenti certo, i cartelli, l'informazione, la sensibilizzazione da soli non possono bastare. E poi c'è anche tutto l'altro aspetto, lo ha toccato in maniera tangenziale il sindaco Mosole, quello degli ecovandali. È un momento di stretta a Treviso e parliamo adesso di scarico abusivo di rifiuti in via Campania. Nel giro di 2 giorni la polizia locale ha identificato e stangato già 2 ecovandali. Via Campania a San Liberale le fototrappole non perdonano. Secondo ecovandalo pizzicato in poche ore e non è finita qui. Se il primo, un 33enne straniero, era stato tradito dal mezzo che usava, un monopattino con cui l'11 di agosto era andato a scaricare vicino al cestino del parco giochi sacchi di rifiuti e addirittura un trolley, questa volta destinatario della maxi sanzione da 400 euro è un 27enne, anche lui di origini straniere, ripreso mentre con disinvoltura si avvicinava a piedi al cestino per depositare la sua immondizia. Le fototrappole installate dalla polizia locale in stretta collaborazione con la vigilanza del bacino Priula lo immortalano in pantaloncini corti mentre scarica i rifiuti. Secondo il comandante della locale, Patrick Antonello, non ci si fermerà qui.
In quella zona, spiega, si erano verificati più episodi a opera di persone diverse che abbiamo prontamente scoperto e penso che nei prossimi giorni avremo altri nomi. Gli ecovandali sono dunque avvisati, verranno, conclude il comandante, sanzionati tutti. Il lancio dell'immondizia potrebbe diventare specialità olimpica. In questo caso sì, vedendo il filmato, in realtà tante volte non lo lanciano nemmeno, lo appoggiano, oppure lo buttano fuori dal finestrino, come succede. Anche questo è un grande tema e anche su questo servirebbe, in questo caso vuol dire un passo indietro, secondo me a livello normativo, perché la normativa del 2023 che aggiornava il testo unico sull'ambiente ha fatto diventare reato, quindi penale, l'abbandono dei rifiuti, complicando inevitabilmente la vita a tutti quanti, perché prima adesso in questo caso qua, in quel frangente si possono sanzionare da un punto di vista amministrativo, ma in altri casi no, bisogna sporgere denuncia con tutto l'iter che ne segue. Diventa complicatissimo, soprattutto se pensiamo che andiamo a ingolfare ancora di più la situazione dei tribunali e dei giudici, quando invece dovrebbero occuparsi di cose diverse. Quindi è più facile elevare una sanzione amministrativa nei confronti di questi ecovandali, ecofurbetti, chiamiamoli come vogliamo, che appunto attivare un iter penale. Sicuramente sì, basti pensare semplicemente a quello che è l'onere della prova. Da un punto di vista amministrativo, questa le immagini che abbiamo visto di Treviso permettono la sanzione amministrativa. Se devo invece sporgere denuncia per reato, l'onere della prova si ribalta su chi sporge la denuncia, diventa complicato, soprattutto se poi andiamo a considerare anche la difficoltà della gestione di videotrappole e videosorveglianza da un punto di vista privacy. Siamo veramente in grossissima difficoltà anche da questo punto di vista. Questo è un altro tema e infatti adesso vi parliamo della control room del Comune di Venezia che in queste ore è chiamata agli straordinari, perché potete immaginare Ferragosto a Venezia, la polizia locale ha schierato praticamente tutti gli agenti più la control room. Sicurezza, Ferragosto rinforzato di 160 agenti operativi con il supporto di 800 telecamere schierati tra spiagge, strade in città e la laguna di Venezia. I controlli, controspaccio, borseggi e infortunistica stradale. Gli occhi del grande fratello visionati dalla Smart Control Room del Tronchetto della Polizia Municipale di Venezia. Oggi il corpo della Polizia Locale conta 475 agenti e a breve saranno implementati con altri 50 agenti dell'ultimo concorso pubblico. Il vicecomandante della Polizia Locale di Venezia, Gianni Franzoi, a illustrare come avvengono i controlli ricordando le specialità coperte dal corpo. Di tutti i servizi, quindi la sicurezza urbana, polizia alle attività produttive, polizia alla navigazione, controlli territoriali. Saremo presenti come sempre, molto attenti e garantiremo la sicurezza sul territorio per tutti in una giornata anche come quella di Ferragosto. Siamo nel bel mezzo del weekend ferragostano, ma è già tempo di bilanci, soprattutto per gli operatori del turismo. Vi porto a Cavallino Treporti, che come sapete è la prima spiaggia per presenze a livello nazionale, complice il turismo cosiddetto en plein air, il turismo dei camping. Una stagione che è partita a rilento, dicono gli operatori, ma i numeri ora sono da record. Adesso vi facciamo sentire Francesco Bertone, che è presidente di Assocamping, e poi la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. Ci sono anche delle immagini molto interessanti. È una stagione che è partita a rilento, nel senso che è stata una stagione che ha avuto un'ottima Pentecoste, ma data la stagionalità è stata molto più complessa, quindi abbiamo avuto un maggio molto tranquillo, ma poi grazie alle festività tedesche le presenze sono esplose da giugno in poi, tant'è che al 31 luglio i numeri sono diventati positivi rispetto anche al biennio precedente 2023-2024, che sono stati anni assolutamente ottimi, se non da record. E per quanto riguarda il caro ombrelloni, è un tema che ci tocca relativamente, nel senso che la gestione delle spiagge, che per quasi la totalità dell'arenile è affidata proprio alle strutture ricettive, è strutturata in maniera diversa forse dalle altre località, dove sì c'è la presenza in parte di ombrelloni e di attrezzature fornite dalle strutture, ma gran parte della spiaggia è lasciata appunto libera, pulita, strutturata, ma libera per consentire agli ospiti di godere appunto del nostro arenile in assoluta libertà. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma siamo
siamo soddisfatti di questo percorso. Il dato oggettivo ci testimonia quindi che il turismo all'open air sta trainando e sta avendo una grande soddisfazione soprattutto nelle code, nelle altre stagioni, quando anche il turismo si trasforma e diventa un'opportunità territoriale importante, e da questo punto di vista siamo soddisfatti, consapevoli che ci sarà tanto lavoro da fare. Questi fuochi d'artificio a Cavallino Treporti, ma vi mostriamo i fuochi anche di Padova, in Prato della Valle, anche qui grande spettacolo. Ha illuminato la notte di bianco, giallo, rosso lo spettacolo pirotecnico dedicato alla vita che, come da tradizione, ha concluso la festa di Ferragosto in Prato della Valle. Occhi tutti puntati verso l'isola Memmi al termine di una serata partita poco dopo le 21. Se le temperature sono state quelle del caldo record, neppure l'AFA ha scoraggiato le quasi 30.000 persone che si sono date appuntamento a Padova nella notte che segna il giro di boa dell'estate. Prima dei fuochi, il concerto sul palco allestito nel lobo di Santa Giustina, concluso dagli attesi Benji e Fede, che hanno attirato un pubblico molto giovane. Oltre 200 le persone impegnate nel dispositivo di sicurezza, operatori delle forze dell'ordine, operatori sanitari e steward. È stata un'altra edizione magica, luci, musica e una grandissima partecipazione di pubblico. Un grazie di cuore che ha reso possibile insieme a noi questo evento, che ogni anno è il simbolo dell'estate padovana. Il commento di Antonio Bressa, assessore ai grandi eventi del Comune di Padova. Lei sindaco i fuochi li ha fatti a Breda? No, ci sono diverse sagre paesane, solo una, è in previsione, quella di San Bartolomeo, che sarà il prossimo fine settimana, per loro è una consuetudine. Quindi ci saranno i fuochi di San Bartolomeo sera, sì. E la tradizione è rispettata. Sì. Allora, noi abbiamo un minuto preciso di pubblicità. Cristiano Mosole, sindaco di Breda, resta con me. Ci sarà, a proposito di fuochi d'artificio politici, l'assessore regionale Roberto Marcato dovrebbe collegarsi a momenti, quindi insomma faremo anche il punto politico, perché questa è un'estate rovente in vista proprio dell'appuntamento delle regionali. Un minuto di pubblicità e ritorniamo. Di nuovo in diretta, stavamo parlando di fuochi d'artificio in Prato della Valle e a Cavallino Treporti, vi abbiamo mostrato delle immagini e vi ho detto adesso i fuochi d'artificio ce li garantisce l'assessore regionale Roberto Marcato, di solito insomma non ci delude mai, però insomma Roberto Marcato, buongiorno assessore, come sta innanzitutto? Trascorso un buon Ferragosto? Sì, assolutamente, con amici, quindi insomma bene, quando si sta con persone per bene si sta sempre bene. Allora, arrivo subito da lei, assessore, fra pochissimo. Prima volevo ripercorrere le notizie principali di giornata, in primis il lutto della comunità bengalese di Mestre, sconvolta per la morte di Samad Mial, 11enne annegato nel lago di Molveno in Trentino Alto Adige. Giovedì la famiglia di Samad aveva lasciato Mestre con l'intento di trascorrere una giornata di svago in Trentino sulle sponde del lago. Nel pomeriggio di giovedì il bambino era uscito con i genitori e altre persone per fare una gita in barca, ma quando l'imbarcazione è rientrata agli ormeggi i familiari si sono accorti che il ragazzino non era più con loro. L'ipotesi è che Samad possa essere caduto dalla barca senza fare troppo rumore. La macchina delle ricerche è scattata immediatamente, il corpo del piccolo è stato recuperato dopo circa un'ora dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Vi abbiamo poi raccontato la storia di quel 37enne Amira che è stato arrestato per aver sequestrato l'ex compagna e i figli, e poi vi abbiamo parlato della scia di violenza che sta interessando la Marca trevigiana. Soltanto questa notte un accoltellamento a Zero Branco all'esterno della
sala slot un 28enne rimasto ferito, è stato appunto accoltellato, e caccia in queste ore a 2 uomini di nazionalità probabilmente straniera, una lite nata per futili motivi, forse esacerbata dall'alcol, finita appunto con un accoltellamento. La notizia positiva è che questo 28enne è stato già dimesso a una prognosi di 15 giorni, ma poteva andare peggio. Ha riportato ferite alla spalla, alla coscia, al braccio, insomma poteva essere davvero una tragedia. Così a Zerobranco vi abbiamo poi portato a Castelcucco con la nostra Lina Paronetto per questo 14enne che è stato minacciato di morte dai bulli. La mamma ha segnalato l'episodio ai carabinieri, dovrebbe formalizzare a breve la denuncia, e anche qui appunto parliamo di giovanissimi, di baby gang fondamentalmente. E quindi vorrei approfittare della presenza di Marcato, Roberto Marcato, e anche del sindaco Cristiano Mosole proprio per una riflessione su questo, poi ci addentriamo nella politica. Assistiamo, Assessore Marcato, io so che lei è molto sensibile a questi temi, a una violenza crescente tra i giovani, queste baby gang, questi baby bulli. Che cosa si può realisticamente e concretamente fare? C'è una facilità nell'armeggiare coltelli che è impressionante. Sì, allora intanto credo che ci sia un senso di impunità drammatico da parte di questi ragazzi, e questo è un messaggio che ormai sta passando, perché in parte è vero, in parte diciamocelo, è vero, non è che poi questi commettono sti atti criminali e paghino chissà quali pene, quindi ha ragione, credono che ci sia un'impunità diffusa. L'altro elemento è che, per quanto mi riguarda, ovviamente proporzionato al crimine che viene commesso, però le attenuanti generiche che si possono avere per un minore nel momento in cui commette un reato grave, per quanto mi riguarda, le deve perdere. Cioè non è possibile che un 16enne, 17enne minacci, accoltelli qualcuno, e beh, insomma c'è l'attenuante età, l'attenuante culturale, l'attenuante del disagio. Ecco, noi viviamo in un'epoca in cui ci sono le attenuanti. No, ci sono le attenuanti, ci sono aggravanti, perché i tuoi colleghi, i tuoi coetanei stanno studiando o stanno lavorando, sono sui libri, si stanno impegnando, fanno volontariato, danno una mano al prossimo, si preparano ad affrontare la vita con regole, nel rispetto degli altri. Tu no, hai fatto una scelta, mi dispiace. Poi c'è tutto il tema educativo, sì, per carità, importantissimo, ma noi dobbiamo avere due elementi di visuale. Uno a medio e lungo termine, quindi con tutto il tema educativo, le famiglie, la scuola, va bene, e uno nell'immediato, perché quando ci sono reati che provocano emergenza sociale vanno risolti subito. Punto. Non c'è tempo di aspettare, di prendere il ragazzo, di accompagnarlo. Sì, va bene tutto, ma nel frattempo chi ha subito la violenza sarà segnato per sempre, e questo bisogna impedirlo. Sindaco Mosole, condivide questa impostazione di Roberto Marcato? Sì, la condivido, anzi colgo l'occasione per salutare l'assessore regionale. La condivido, sì, aggiungo che hanno questo senso di essere potenti, soprattutto quando sono in branco, e la cosa peggiore per quel che riguarda almeno noi sindaci, che poi queste situazioni le viviamo in prima persona spesso e volentieri, e mi spiace per i colleghi che le hanno vissute in questi giorni, manca quello che è un tassello fondamentale, cioè la famiglia. Ai miei tempi, ai nostri tempi, le marachelle c'erano, tornavi a casa e la famiglia era la prima a intervenire, il papà e la mamma. Adesso ci troviamo l'effetto contrario. Genitori che negano, non vogliono vedere anche l'evidenza. Quindi diventa difficile fare educazione. Diventa difficilissimo, difficilissimo, e poi ci troviamo in queste situazioni qua, quindi io condivido, ma su questo argomento, come sugli argomenti precedenti, serve che ci sia una certezza: hai sbagliato, paghi, punto. Allora, volto bruscamente pagina, già vedete il nostro titolo, il Ferragosto di riflessione di Marcato. Perché ho fatto questo titolo? Ho preso spunto, non mi voglio a Marcato, da un suo post
di ieri. Caldo e riflessioni. Questo è il post di Roberto Marcato, che ringrazio perché è stato uno dei pochi politici che non ha postato mete esotiche e foto da spiagge e quant'altro, perché c'è questa mania che quest'anno vedo insomma non so quanto è. Mi dà un... Sì. Partiamo da qui, Marcato. La infastidiscono Sì, queste foto? Allora, noi dobbiamo sempre ricordarci del ruolo che abbiamo. Allora, se avessimo voluto fare gli influencer, avremmo fatto un altro tipo di carriera, no? Saremmo stati attenti al look, avremmo pagato un fotografo per farci le foto esotiche, eccetera, eccetera. Noi siamo qui per rappresentare i cittadini che ci hanno votato e anche quelli che non ci hanno votato. Quindi, innanzitutto, la sobrietà dovrebbe essere un obbligo per tutti noi che abbiamo ruoli pubblici. Dopodiché sì, è un ferragosto di riflessione, perché credo che dopo 20 anni vissuti pericolosamente e felicemente pericolosamente, vissuti sempre di corsa, con grandi soddisfazioni, dando tutto me stesso, con grande passione, io credo che uno stop per capire che cosa potrai fare da grande da qui ai prossimi anni sia salutare, necessario e sia anche un atto di responsabilità nei confronti di tutte quelle persone, e sono tantissime, che in questi anni mi hanno dato fiducia. Quindi sto pensando davvero che cosa fare da grande. Ma questa riflessione è in corso, quindi non si è esaurita con la giornata di Ferragosto? No, magari. No, è ancora in corso, anche perché siamo di fronte a un cambio epocale per quanto riguarda la politica regionale, perché come voi sapete la mia patria è il Veneto, quindi insomma il mio interesse in termini politici arriva con i confini, laddove ci sono i confini veneti. Siamo di fronte a un cambio epocale, finisce un'epoca del presidente Zaia e della sua squadra, perché non lo si dice mai, lui un grande amministratore, tutto vero, ma non avrebbe fatto quello che ha fatto senza la potenza di fuoco di una giunta e di un consiglio straordinariamente bravi, competenti e importanti. Punto. Quindi bisogna dire finisce un'epoca di Zaia, della giunta Zaia, di molti consiglieri. Ci sarà inevitabilmente un cambio di vertice, ci sarà un altro presidente, un'altra presidente, probabilmente anche di un altro partito. La Lega dovrà capire, quindi insomma siamo di fronte a un cambio epocale. Credo che sia giusto cogliere l'occasione per fare molte considerazioni. Io, con la mia esperienza e anche con la sicurezza di aver fatto sempre tutto con estrema trasparenza e onestà, mi sento in dovere di riflettere per capire, perché a questo punto qua non è che mi va bene tutto. A me dovrà piacere il candidato presidente o la candidata presidente, qualora non sia il sottoscritto. Io lo devo accettare, perché io ho sempre fatto le campagne elettorali perché credevo in un progetto, credevo nei compagni di viaggio, insomma, altrimenti io non ci metto la passione. Quindi deve essere un candidato che sia nelle mie corde, una squadra che mi piaccia e un programma che sia un programma forte, robusto e importante per il Veneto, che merita di non essere solo un gigante economico, ma di essere un gigantissimo politico. Quindi lei, Roberto Marcato, non firma e non firmerà cambiali in bianco? Ma figuriamoci se alla mia età, con tutta l'esperienza che ho fatto in questi anni, avendo anche la libertà di non aver mai avuto paroni se non i veneti, l'unico parone che ho è il Veneto, è il popolo veneto, altri non ne ho mai avuti. Figuriamoci se firmo cambiali in bianco. Non le firmavo neanche una volta, è che, come dire, ho sempre condiviso le scelte fatte, e quindi oggi che siamo di fronte a un cambio epocale, quindi cambierà tutto, inevitabilmente cambierà il linguaggio, cambieranno le donne e gli uomini che gestiranno la regione, cambieranno i rapporti con Roma, cambierà tutto. Cioè io devo vedere qual è la proposta sul piatto.
posso permettermi il lusso di decidere con molta serenità. E senta, Marcato, io così noto un retrogusto un po' amarognolo, amaro in queste sue riflessioni. Dice: non firmerò delle cambiali in bianco, quindi nel caso in cui non le piacesse il candidato presidente, lei è pronto anche al ritiro? Ma io sono pronto a fare, un sacco di cose. Tanto, grazie a Dio, fuori dalla politica c'è vita, insomma, no? Quindi non è che esiste solo l'assessore regionale. Per fortuna io ho anche una vita altrettanto interessante e meravigliosa fuori dalla politica. Quindi ci sono opportunità anche da quel punto di vista, ma posso continuare a fare politica decidendo di fare anche in altro modo, non è detto, insomma, io... E ho mille opzioni che sto valutando, Marcato, che voglio valutare. È sempre all'interno della Lega, o insomma in queste valutazioni c'è anche, insomma, la possibilità di passare ad altri lidi? Ma contemplare guardi, altri lidi? è molto semplice la cosa, ed è drammaticamente banale. Se la Lega è ancora il luogo dove io posso mettere a terra il mio venetismo, il mio senso di appartenenza, l'amore per questa terra, se la Lega continua ad essere, come è stata in questi anni, detonatore di sviluppo, di culture locali, di rapporto lì abbiamo un sindaco, di rapporto con i sindaci, cinghia di trasmissione fra il comune e Roma, insomma Roma, vabbè, non parlo di Roma perché altrimenti mi rovino la giornata. Allora, se la Lega è questa roba qua, io ci sono, altrimenti io faccio il leghista da qualsiasi altra parte, perché leghista rimarrò fino alla fine. Io ho avuto una tessera nella mia vita, è stata quella della Lega, e morirò leghista, insomma, ecco, non morirò democristiano come molti altri. Quindi il leghista, mi faccio capire, il leghista si può fare anche in altre liste? Il leghista si può fare ovunque, ma stiamo scherzando. Cioè, il leghista è un sentire, il leghista è una condizione d'essere, lo puoi fare ovunque, per cui insomma ci sono ambiti e situazioni dove uno può esplicitare se stesso. L'importante è che tu sia messo nelle condizioni di poter servire il popolo che rappresenti, punto. Tutto il resto sono dettagli, con il tuo bagaglio valoriale, evidentemente storico, culturale, ma l'unico obiettivo che deve avere un politico in Veneto è quello. Dopo lo fai da una parte, lo fai dall'altra, l'importante è che tu lo faccia. Quindi, ripeto, la Lega mi dà la possibilità concreta, tranquilla, non che ogni giorno mi devo svegliare con qualcuno che mi stressa, ecco, mi lascia fare quello che ho dimostrato di saper fare in tutti questi anni, e allora va bene. Se qualcuno immagina in questi giorni o nelle prossime settimane di fare riunioni per verificare l'attendibilità o la possibilità di candidare o meno Marcato, no, si sbaglia. Non c'è discussione su questo. Io ci sono. Se qualcuno invece crede che non sia utile alla causa, lo dica subito, e tanti saluti. Ma perché lei pensa che qualcuno insomma voglia privarsi di un campione di preferenze come lei? Assolutamente sì. Nel direttivo regionale della Lega io ho certezza che ci sono, e anche fuori dal direttivo regionale, insomma, fra qualche dirigente c'è questa volontà di non candidarmi perché sono... addirittura qualcuno perché, siccome ho preso tante preferenze, toglierei il posto a qualcun altro. Ma per lo più il fatto che abbia sempre avuto questo atteggiamento di forte libertà di pensiero, qualcuno lo trova un elemento di... non rendendosi conto che in realtà, se io prendo tutti questi voti, non essendo un lazzarone, non essendo un lecchino, non essendo uno che si piega, non essendo uno che va a compromessi e che fa promesse, uno dovrebbe capire che se li prendo è perché evidentemente ho un feeling con i veneti. E questo quindi a qualcuno dà fastidio, ecco.
fondamentalmente. Mamma mia, assolutamente sì. Assolutamente E senta, qui un sondaggio, le classifiche che si fanno, no? La danno tra i meno papabili alla presidenza, no? Ma comunque il suo nome resta sul tavolo. Mi piace perché lei viene definito come l'assessore più votato della giunta, ma ha carattere troppo veneto per piacere ai palazzi romani. Quindi il suo essere troppo veneto è letto quasi come un handicap. No, ma la capisce, no? Cioè, basterebbe questa definizione per definirmi il miglior candidato possibile. Cioè, in un paese normale, il fatto che Roma non voglia Marcato in quanto troppo veneto e troppo amante del Veneto, basterebbe questo perché a furor di popolo io venissi candidato. Invece, siccome le mani romane, le mani non sempre meravigliose romane arrivano anche qua con la loro influenza, e allora Marcato se Massa Veneto, Marcato sono rompiscato, ho capito ragazzi, ma andate a vedere i risultati di tutti questi anni. Io ho messo a terra 1.200 milioni di euro per le imprese a contributo diretto, messi a terra, cioè gli uffici hanno lavorato come dei forsennati per dare queste risorse alle imprese. Sono riuscito unico in Italia a portare a casa la zona, la ZLS a supporto Marghera in Polesine, cioè, ma andate a vedere queste cose, no, è troppo veneto, no, ma cioè, capite l'ossimoro, no? In Veneto, troppo veneto per fare il Veneto. Quindi Roberto Marcato, quando è che deciderà? Prenderà proprio una posizione su quello che sarà il suo futuro? Fra qualche giorno. Ma lei aspetta il tavolo del centrodestra, l'ormai fantomatico, famigerato tavolo? Certo, voglio capire qual è la proposta. Cioè, io non sono più un militante della prima ora che ho l'entusiasmo e l'ottimismo di Pollyanna. Cioè, se mi candido, si mi mette una cavara. Il programma Viva Roma Capitale, voi capite che io faccio leggermente fatica a rimanere in una compagine. Invece si trova una bella alleanza con degli elementi che siano identificabili come veneti, di grande forza e respiro, per carità, io sono qua e farò la mia campagna elettorale come ho fatto sempre. Ma può essere anche un candidato per casa con sto bel faccione che ho, che è l'unico patrimonio che io ho, è sta faccia qua. Punto. Ma può essere anche un candidato di Fratelli d'Italia? Cioè, nel senso, il suo profilo, la sua permanenza nella coalizione di centrodestra cioè, lei resta solo se il candidato presidente sarà della Lega e non di Fratelli d'Italia? No, allora guardi, io ribadisco quanto detto 2 anni fa proprio da voi, l'ho detta qui per la prima volta. La mia idea migliore per quanto riguarda il Veneto è quel tridente d'attacco che rimarrà un sogno, ahimè, e cioè lista Zaia, lista Lega, lista amministratori e attrazione autonomista, con un candidato della Lega. Questo rimane secondo me l'ipotesi più bella, più affascinante e probabilmente quella meno realizzabile. Dopodiché il centrodestra deve trovare, io continuo a dire che deve essere un candidato della Lega, conoscendo, siccome purtroppo a differenza di quanto penso io, e cioè che devono essere i veneti a decidere, in realtà sarà i romani a decidere, e anche questo per un leghista è una bestemmia, ecco, i romani faranno tutte le loro liturgie politiche, per cui può essere che vada anche a Fratelli d'Italia, ma in Fratelli d'Italia ci sono candidati, ci sono persone, uomini e donne che io conosco personalmente, che sono persone assolutamente per bene candidabili domani mattina. Mi rimane sempre però quel mio desiderio fortissimo che il candidato deve essere della Lega. Quindi lei necessariamente non sbatterà la porta se il candidato presidente sarà di Fratelli d'Italia? Ah no, necessariamente no, dipende da chi sarà. Facciamo un nome, io come mi ricordo... non mi faccia fare il sì o no sui nomi degli altri partiti, lo trovo poco rispettoso dei colleghi, insomma. Io come ho sempre detto, l'ho detto anche da voi, per esperienza, per capacità di amministrare e per il fatto che conosce bene la regione, di Fratelli d'Italia, Elena Donazan è sicuramente
un amministratore o un'amministratrice, come vogliamo dire, di assoluto livello. Ecco, la ringrazio di aver quella anticipato la che mia io ho domanda. conosciuto in questi anni, insomma. Le chiedo un'ultimissima considerazione su una dichiarazione del responsabile enti locali di Fratelli d'Italia delle scorse ore, Marco Della Pietra, che dice: io sono contrario alla lista Zaia, sappiamo benissimo qual è la sua posizione, Assessore, su questo, perché appunto è stato protagonista di un ring con Ferdinando Averino qualche settimana fa. Dice però: se ci sarà una lista Zaia, afferma Della Pietra, dovrà rappresentare l'intera coalizione. Quindi nella possibile lista Zaia dovrebbero esserci 5 rappresentanti indicati da Fratelli d'Italia, 3 dalla Lega e 1 da Forza Italia. Quindi una lista Zaia a trazione meloniana. Sì, ma scusatemi, anche queste robe qua io le ho già avuto modo di dirle in più situazioni, ma è cambiato il mondo. Ma davvero qualcuno pensava che facessimo candidato della Lega, lista Zaia, lista del candidato della Lega, la lista Lega, e tutte queste liste le riempiamo di leghisti, in modo tale che andiamo poi in Consiglio regionale con il 90% dei leghisti e il 10% fra Fratelli d'Italia e Forza Italia. E Fratelli d'Italia, Forza Italia, oltre a fare questo, ci pagano anche le pulizie degli uffici, io mi fa da autisti e se avevo caldo io mi svento anche col ventilatore. Adesso ragazzi, io capisco tutto, ma cioè, la politica ha anche le sue regole. È logico che se ci dovesse essere una lista del Presidente così forte, pretenderanno di avere dei posti anche loro. È logico. Tutto questo si può ovviare facendo il tridente di Marcatiana memoria. E là, se casa tua, te figurate voi. Cioè ragazzi, se non si vuole fare quello, vai a mediare, e la mediazione tiene conto anche delle posizioni degli alleati. Mi sembra logico. Allora, un minuto di pubblicità, Marcato, se resta con me altri 5 minuti, anche Mosole, perché vorrei parlare, affrontare il tema molto caldo degli autovelox. Anche questa è un tema che riguarda gli enti locali e il loro rapporto con Roma. A fra poco, un minuto. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione, sono rimasti con me Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico Lega, il sindaco di Breda di Piave Cristiano Mosole, con il quale abbiamo già affrontato alcuni temi, la sicurezza lungo il Piave, gli ecovandali, la sicurezza tout court in generale, ma c'è un nodo, quello degli autovelox. Lo abbiamo affrontato nelle scorse settimane, sindaco, anche con lei, perché il territorio di Breda è stato interessato da alcuni incidenti stradali particolarmente gravi, anche letali. E c'è il tema degli autovelox, questi autovelox che sono per lo più spenti lungo le nostre arterie per mancanza di chiarezza e perché sui comuni pende la spada di Damocle dei ricorsi. Ebbene, il censimento voluto da Salvini prenderà il via nelle prossime settimane con il mese di settembre. Resta sempre da chiarire il nodo dell'omologazione, dell'autorizzazione sostanzialmente. Ecco, a che punto siamo e lei che cosa si augura? Mi auguravo che non uscisse questo decreto che chiedesse un censimento e che quindi allungasse ulteriormente i tempi. Mi auguravo che il Ministro e il Ministero sciogliessero finalmente il nodo tra autorizzazione e omologazione. Questo è quello che io mi auguravo. Adesso è uscito il decreto, ancora però non si hanno le linee guida, le indicazioni per compilare questo censimento. Io non lo so poi quali saranno le tempistiche, le analisi, però la sensazione è che perlomeno fine a fine anno non si risolverà niente e quindi precipiteremo verso i quasi 2 anni ormai di fermo, che non è un fermo obbligato naturalmente, perché sappiamo che ci sono realtà che gli autovelox hanno deciso di non spegnerli, consapevoli che però per ogni sanzione rischiano un ricorso che inevitabilmente verrebbe vinto dal ricorrente, perché per come sono le situazioni ad oggi, questa è la realtà. Lei che decisione ha assunto a Breda? Noi abbiamo deciso di non utilizzarli, con tutto quello che ne consegue. Diciamo che
La cosa che a me infastidisce è che quando parliamo di autovelox, per primo il Ministero ci accusa di voler far cassa, dando poi fiato alle trombe di persone che ci scrivono anche sui social cose che sono veramente gravissime, al di là degli improperi, per carità del Signore, ma facendo delle analisi tali per cui bisognerebbe addirittura dare la patente dopo aver fatto dei corsi di guida veloce, guida spericolata, per capire chi è in grado di utilizzare il veicolo o meno. Cioè, stiamo andando verso una deriva pericolosissima. Noi pattugliamo il territorio, ripeto, siamo in consorzio con la Polizia Municipale, ma Breda ha 3 agenti. Che cosa possiamo fare? Mettiamo la pattuglia, ma non fermiamo per i controlli chiaramente documentali, ma vediamo perfettamente le velocità, i picchi che ci sono e poi anche quello che accade, gli incidenti. Un autovelox non riduce certamente, cioè non evita l'incidente, per carità del Signore, ma la possibilità di averli, che siano fissi o che siano mobili, perché in alcune strade devono essere fissi e in altre strade mobili, con tutte le cautele del caso, quindi presenza è doveroso ci sia. Allora, in una nota il MIT, il Ministero di Salvini, l'altro ieri ha scritto che per il Dicastero di Matteo Salvini si tratta di una straordinaria operazione verità, parliamo del censimento, anche alla luce della totale mancanza di mappature precise degli autovelox. L'obiettivo del Vice Premier e Ministro è garantire esclusivamente l'efficacia dei dispositivi che aumentano la sicurezza stradale. Non saranno tollerati, si sottolinea nella nota del MIT, i dispositivi fuori norma o utili più a fare cassa che a prevenire comportamenti scorretti alla guida. Quindi proprio nella nota ufficiale del MIT si dice ci sono dei dispositivi che mirano solo a fare cassa ed è un'affermazione. Mi chiedo quali siano i dispositivi fuori norma, perché adesso addirittura che tra strutture pubbliche ci si accusi di questo o si voglia subdolare che si usino delle strumentazioni che non siano legittime, certo non lo sono perché non si capisce come si può omologare un autovelox? Allora sì, ma la colpa non è nostra. Marcato, lei come la risolve? Cioè, questo è un tema vero? Sì, è un tema vero. Allora, che ci siano autovelox messi lì solo per fare cassa, ahimè, ci sono situazioni di questo tipo. Guardi, io l'ho detto quando ho presentato il piano della viabilità nel 2009, ero vicepresidente della provincia di Padova, avevo fatto il piano della viabilità e avevo sottolineato questo aspetto, insomma, cioè che gli autovelox andavano usati innanzitutto per prevenire e per fare sicurezza, appunto. Dopodiché che tu abbia anche delle entrate, va bene, poi sono tutte entrate che vanno alla comunità, quindi non è che sono soldi rubati ai cittadini per darli ai Luna Park. E quindi su questo va fatta una riflessione, anche perché l'autovelox è sì un elemento di sicurezza, ma purtroppo è uno strumento antidemocratico, perché se uno prende una multa di 100 euro e guadagna e ha uno stipendio di 1.300 euro, voi capite che ha un peso. Cioè, questo deve decidere se comprare le nuove scarpe da calcio al figlio o pagare la multa. Uno che ciapa 20.000 euro al mese, anche se ciapa 10 multe, è una tassa diretta lineare sostanzialmente. Sì, insomma, c'è questo tema. Dopodiché, adesso lo dico anche a Salvini, sì, Roma fa sempre Roma, ho capito, però allora fate presto, cioè, ci sono autovelox fuori norma, dite se sì, quali, chi li ha, fateli togliere, date certezze. E anche qua, visto che insomma non mi dimentico mai di essere leghista, voi avete visto gli autovelox in altre parti d'Italia, voi avete visto come si viaggia in altre parti d'Italia, voi avete mai visto in 3, in 4 il motorino senza casco in altre parti d'Italia. L'hanno così autovelox che tegna. E allora anche qua noi siamo sempre chiamati a fare non i primi della classe, ma oltre. In altre parti se ne fregano e l'hanno. Allora c'è la bella occasione, bene, lo dico a Salvini, bene, facciamo tutto, andiamo anche però, andiamo in Campania, andiamo in Puglia, andiamo in Sicilia, andiamo in Calabria, andiamo anche qua a vedere quanti autovelox sono, quante entrate ci sono da sanzioni amministrative, quante nei comuni e quante sono quelle al nord. Io sarei curioso di capire questo,
perché allora diventa un po' più sopportabile. Perché se invece a pagare sempre l'operaio che va a lavorare ai 5 a mattina, cioè, allora de Padova, de Treviso o di Milano, insomma, non va più tanto bene. Quindi diciamo che il censimento da solo pare non bastare. Da solo fa poco, però soprattutto che sia estesa a tutta l'Italia, visto che adesso siamo anche un partito nazionale. Quindi sì. E questo fa parte del Ferragosto di riflessione. Quando... Sì, no, anche da Natale, per cui... Pasqua e quant'altro. Allora, Roberto Marcato, buona riflessione. Quando questa riflessione sarà ultimata, magari ci aggiorniamo, che dici? Grazie mille, senz'altro. Allora, grazie per l'ospitalità e saluto il sindaco. Grazie, buon Ferragosto Roberto Marcato, assessore regionale, sviluppo economico, Lega. Grazie Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave. Grazie alla regia di Italo Morao e Marco Gagliazzo. È stata una diretta ricca di spunti e di collegamenti. Noi rientriamo con il telegiornale della sera in diretta alle 18:30, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Vi lascio subito dopo la sigla alle previsioni del tempo, alla rubrica di Lucio Zanato Agricoltura e poi al Cook Academy duetto in cucina con Cristina Lunardini ed Erika Liverani. Insomma, pomeriggio da non perdere qui su Antenna 3. Grazie davvero per l'attenzione, buon proseguimento.